Blitz dei carabinieri contro lo spaccio di cocaina, 14 arresti fra Venezia, Padova e Treviso, in manette 6 italiani e 8 albanesi. Con base a Mira il gruppo ha minacciato di dare fuoco a un debitore. Continuano gli atti di violenza nelle aziende sanitarie. Un medico è stato aggredito ieri sera a Portogruaro da un tossicodipendente bloccato dai carabinieri. Trauma cranico per un'anziana di 85 anni spinta a terra e derubata da un gruppetto di ragazzi a Rialto. L'episodio scuote Venezia. Il prefetto parla di un fatto isolato. La protesta di studenti e lavoratori precari all'inaugurazione a Venezia dell'anno accademico dell'Università Ca' Foscari. Chiediamo iniziative per monitorare i contratti di lavoro. La solidarietà della rettrice di Ca' Foscari, Tiziana Lippiello, alla protesta dei lavoratori precari dell'università. Anch'io sono stata come voi, dice, e per un certo periodo ho dovuto lasciare l'Italia. La Giunta regionale del Veneto ha chiesto la calamità naturale per l'emergenza granchio blu per l'anno 2024, 1894 tonnellate di prodotto rimosse transitate dai mercati ittici. Via ai lavori per la casa della comunità di Chioggia, che sarà completata entro un anno, oltre 1000 metri quadri su 2 piani, e ospiterà una ventina di ambulatori. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali la cronaca con il maxi blitz dei carabinieri contro lo spaccio di cocaina, 14 gli arresti fra Venezia, Padova e Treviso. In manette sono finiti 6 italiani e 8 albanesi. La base del gruppo di malviventi era a Mira e sarebbero arrivati anche a minacciare di dare fuoco a un debitore. Un'operazione condotta alle prime luci dell'alba dai carabinieri di Venezia ha portato all'arresto di 14 persone coinvolte in un vasto traffico di cocaina tra le province di Venezia, Padova e Treviso. Gli arrestati, 6 italiani e 8 albanesi, sono imputati di detenzione ai fini di spaccio ed estorsione. 11 sono stati portati in carcere, 1 è stato posto agli arresti domiciliari e 2 hanno ricevuto l'obbligo di dimora. Allora, è stata sequestrata 1,5 kg di cocaina pura e il volume d'affari era di circa 150.000 euro al mese, considerato che ciascuno dei 5 spacciatori riusciva a vendere circa 300 grammi di cocaina al mese al costo di 100 euro al grammo. Le forze dell'ordine hanno condotto operazioni simultanee in Italia e all'estero. Alcuni degli indagati sono stati localizzati anche in territorio estero, motivo per il quale è stata chiesta la collaborazione alle autorità tedesche, spagnole e albanesi, che sono state attivate per il tramite del servizio di cooperazione internazionale. Le indagini durate 2 anni hanno rivelato che gli spacciatori non risparmiavano la violenza in caso di mancati pagamenti. Diversi gli episodi di crudeltà documentati. In un caso gli arrestati avevano pianificato una spedizione punitiva contro un uomo accusato di aver presentato un nuovo cliente che non aveva saldato un debito di circa 5.000 euro. La vittima era stata immobilizzata su una poltrona, cosparsa di alcol etilico e minacciata di essere incendiata con un accendino. Fortunatamente in quell'occasione la compagna della vittima è riuscita a chiamare il 112 e quindi la pattuglia dei carabinieri, che è intervenuta tempestivamente sul posto, è riuscita a scongiurare il tragico epilogo. Attraverso appostamenti, servizi di osservazione e indagini economico-finanziarie, i carabinieri hanno ricostruito il modus operandi dell'organizzazione e individuato la base operativa del gruppo in un appartamento a Mira. Grazie al loro agire oggi la nostra città è più sicura. Credo che questa operazione possa dare molte risposte in termini di sicurezza e di prevenzione del reato. I carabinieri sono anche riusciti a sequestrare un registro contabile dove era minuziosamente scritto parte del loro giro d'affari per un totale di oltre 720.000 euro. Sempre la cronaca, sempre con Nicola Marcato. Andiamo a Portogruaro, ennesima aggressione ai danni di un medico.
Ennesimo caso di violenza ai danni di un operatore sanitario. La vittima, una guardia medica che aveva iniziato il turno di continuità assistenziale a Portogruaro. Aggredito prima a parole e poi a spintoni. L'aggressore aveva chiesto al medico una prescrizione per farmaci legati al consumo di sostanze stupefacenti, ma quando il dottore ha spiegato che non poteva esaudire la richiesta, la situazione è rapidamente degenerata. L'uomo, irritato dal rifiuto, è passato alle mani e ha spinto violentemente il medico a terra, causandogli un trauma alla spalla. Il dottore ha lanciato l'allarme. I carabinieri sono intervenuti prontamente, riuscendo a bloccare l'aggressore per poi portarlo in caserma. Il direttore generale dell'ASL 4, Mauro Filippi, è arrivato sul posto per verificare le condizioni della vittima e offrire il suo sostegno. Nell'ASL 4 le aggressioni sono in continuo aumento, 108 nel 2024, di cui 15 con danni fisici rispetto alle 133 del 2023 con 20 danni fisici. I luoghi più a rischio, soprattutto il pronto soccorso, le aree di degenza, i servizi psichiatrici e ambulatoriali. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha espresso preoccupazione per il fenomeno, chiedendo fermezza e certezza della pena per gli aggressori e sottolineando l'importanza di applicare le normative recentemente approvate dal Parlamento. Il senatore Andrea Martella, il segretario regionale del Partito Democratico del Veneto, ha sottolineato che la solidarietà da sola non basta, servono risorse finanziarie adeguate per l'efficacia delle norme, oltre alla necessità di rafforzare la sicurezza nelle strutture sanitarie. Dario Rossi della CISL Venezia ha espresso solidarietà al medico, affermando che è inaccettabile sentirsi insicuri sul posto di lavoro, servono pene certe per gli aggressori. Trauma cranico per un'anziana di 85 anni spinta a terra e derubata da un gruppetto di ragazzi a Rialto. L'episodio scuote letteralmente Venezia, con il prefetto che parla però di un fatto isolato. Filippo Fois. Spintonata a terra e derubata a 85 anni da una banda di giovanissimi. È successo al Ponte dei Isogatoi a San Giovanni Grisostomo, a pochi passi da Rialto. Se oggi una rapina può non fare più notizia, il fatto che però avvenga nel cuore di Venezia, in un orario tranquillo come le 19:30, ad opera di minorenni e procurando un trauma cranico a un'anziana, ha creato una forte sensazione in città. La borsetta è stata recuperata, i ragazzini individuati e denunciati dalla polizia, ma le circostanze della vicenda sono tali da imporre una riflessione più ampia su ciò che avviene a Venezia. Lo consideriamo assolutamente un fatto isolato, non abbiamo segnali e sentori di questo tipo di presenza, anzi la città mi sembra assolutamente tranquilla sotto questo punto di vista. Abbiamo bisogno di approfondire, tenendo presente che il primo soggetto che deve essere preso in considerazione sono le famiglie. Come quasi tutta Venezia, anche San Giovanni Grisostomo è caratterizzato ormai da un flusso ininterrotto di turisti e gli esercizi commerciali sono prevalentemente bar, ristoranti e negozi di souvenir. Qui in realtà più che per le baby gang l'allarme è per i borseggiatori, i cosiddetti pickpocket. Apri di borsa, prendi borsa, telefono, cellulare, questo. Ma hai visto anche bande di ragazzini, di ragazzi molto giovani? Tutti e due c'è. Il termine baby gang viene usato ed anche abusato. Io ho visto operare baby gang in altre realtà molto più pericolose. La polizia è intervenuta immediatamente, tant'è vero che sono stati subito fermati questi ragazzi. Ci sa dire qualcosa? Sono italiani, stranieri, sono veneziani? No, queste sono attività che richiedono un approfondimento, che sono sotto la direzione dell'autorità giudiziaria e quindi saranno sviluppate in seguito. Per le Calli, dove evidentemente di certi fenomeni si comincia ad averne abbastanza, c'è chi non disdegnerebbe misure più spicce. Se trovo qualcuno adesso che fa una roba del genere... Cosa fa? Lo prendo qua per il copin, detto in veneziano, così no. Sputa l'osso, dico. Perché non puoi neanche mettere le mani addosso perché ti denunciano. Sai com'è la storia, no? E a nulla è servito l'arrivo tempestivo dei soccorsi. Alessandro Dalmaschio, 60 anni, è morto al campo di calcetto mentre giocava con gli amici. Fatale un malore che non gli ha lasciato scampo. Al loro arrivo i sanitari hanno provato a rianimarlo, ma per Dalmaschio non c'era più nulla da fare. La tragedia ieri sera al Lido di Venezia. Alessandro Dalmaschio giocava come portiere, a dare l'allarme proprio ai compagni di squadra che hanno visto improvvisamente l'amico accasciarsi a terra. Voltiamo pagina. La
protesta di studenti e lavoratori precari all'inaugurazione a Venezia dell'anno accademico dell'Università Ca' Foscari. Forte e chiaro il loro appello, chiediamo iniziative per monitorare i contratti di lavoro. E quindi dichiaro ufficialmente aperto il 157° anno accademico dell'Università Ca' Foscari Venezia. Il contrasto è stridente anche dal punto di vista musicale. Dentro l'auditorium di Santa Margherita, intitolato al filosofo Emanuele Severino, si celebra l'apertura del 157° anno accademico dell'Università di Ca' Foscari. Fuori, assieme a studenti e studentesse, ricercatori, dottorandi e varie figure precarie, manifestano contro quello che viene definito il disagio e l'incertezza lavorativa in cui sta sprofondando il mondo universitario. La richiesta molto semplice che abbiamo fatto è quella di esercitare maggiore trasparenza e di capire esattamente quali tagli sono stati decisi per Ca' Foscari, secondo quali criteri. Tanto più in un momento in cui si sta andando verso una costante escalation che porta lo spostarsi dei fondi dal welfare e dei nostri servizi verso per esempio quella che è l'industria bellica. Preoccupa sia il taglio di oltre $500 milioni al fondo di finanziamento ordinario universitario, i cui effetti si starebbero già avvertendo anche a Venezia, che la riforma del preruolo, accusata di moltiplicare le forme contrattuali per i già precari dell'Accademia e sostanzialmente trasformare i ricercatori in assistenti di ricerca. Noi siamo molto spaventate all'idea di un domani molto probabilmente non riuscire a lavorare con contratti degni all'interno delle università. Studenti e studentesse magari hanno l'idea di affrontare un percorso come il dottorando, la ricerca, questo non li fa altro che desistere. Abbiamo chiesto in Senato accademico, quello in cui si è parlato di tagli, di prendere una posizione da parte dell'università e di fare un'interruzione della didattica. Questa richiesta è stata completamente ignorata e ci hanno detto loro di mobilitarci perché loro non potevano farlo e quindi noi siamo scesi in piazza. Noi però chiediamo e vogliamo che la nostra rettrice prenda una posizione chiara e netta contro questi tagli, perché semplicemente non è accettabile pensare di vivere in un futuro assolutamente precario, in più in una città nella quale è già difficile di per sé trovare un lavoro, trovare una casa. E a questi ragazzi, a questi precari arriva la solidarietà proprio della rettrice Lippiello. Sotto quali auspici si apre questo 157° anno accademico? Sotto gli auspici di un grande lavoro svolto dall'università, soprattutto sul piano edilizio, quindi sulla residenzialità. Vogliamo mettere a disposizione spazi sempre più adatti a quello che deve essere oggi un'università moderna. Come l'Università di Ca' Foscari può aiutare Venezia, che sta vivendo un periodo comunque difficile tra spopolamento e anche difficoltà anche di sbocchi lavorativi che non siano nel turismo? Stiamo cercando di fare in una città così speciale come Venezia un campus diffuso che possa attrarre molte persone a vivere qui, ricercatori e ricercatrici, e un po' lo stiamo già facendo. Se avete sentito i numeri dei ricercatori a livello internazionale che hanno scelto Venezia. Cosa pensa della protesta oggi del precariato che contraddistingue questo come tanti altri campi del nostro paese? Anch'io sono stata precaria, ho insegnato nelle scuole, sono dovuta andare all'estero perché in Italia non c'era posto per me e questa è la storia delle università. Capisco e sono empatica nei loro confronti, però anche in passato è stato così. Dall'università al mondo della scuola, nella provincia di Venezia il calo degli allievi iscritti all'anno scolastico 2025-2026 si attesta attorno al 5% nelle classi prime, in media con il resto della regione. Lo comunica l'ufficio scolastico regionale per il Veneto. La percentuale dei liceali a Venezia è la più alta dopo Padova, nonostante il calo complessivo della regione. Professionali e tecnici portano a casa la metà degli iscritti, mettendo in equilibrio il sistema formativo. A Venezia, quanto agli indirizzi della scuola superiore nel contesto del generale calo, risulta positivo il dato dello sportivo, del Made in Italy, degli indirizzi commerciali e di marketing. Il liceo classico scende in proporzione più dello scientifico, balzo di trasporti e logistica.
Ritorniamo a parlare di granchio blu con il Veneto che chiede lo stato di calamità naturale per il 2024, lo dice l'assessore Corazzari. Si tratta di una dichiarazione che ci permetterà di avviare le procedure di indennizzo e di sostegno del settore. Stiamo facendo un lavoro di squadra con risorse regionali, risorse derivanti dai fondi europei regionali e anche con collaborazione con il commissario governativo al granchio blu e con il governo. Solo insieme possiamo dare delle risposte emergenziali oggi per sostenere il settore per il futuro, perché noi ci teniamo a che il mondo della pesca e acquacoltura continui a esistere per il futuro, non solo per motivi economici, ma anche perché è una parte importante della nostra identità, della nostra tradizione e cultura. Serve un sostegno immediato e serve anche una capacità di elasticità nel rivedere, riprogrammare e rimodulare le modalità di lavoro, di intervento, di allevamento che faccia sì che si possa continuare a produrre coesistendo con la specie invasiva del granchio blu. Chiudiamo andando a Chioggia, dove è stato dato il via ai lavori per la casa della comunità che sarà completata entro un anno. L'edificio, situato alle spalle dell'ospedale cittadino, avrà una superficie di oltre 1000 metri quadri su 2 piani e ospiterà 6 ambulatori per le cure primarie, 8 per la diagnostica e 5 per l'assistenza di prossimità. L'investimento totale è di oltre 3 milioni di euro con fondi provenienti in parte dal PNRR e in parte dalla Regione del Veneto. La consegna simbolica delle chiavi alla ditta fornitrice avvenuta questa mattina dopo l'approvazione del progetto esecutivo. Chiudiamo qui la nostra edizione veneziana, subito dopo la sigla vi ricordo c'è il meteo, buona serata.